vanno. Il tema dei migranti è stato l'asse portante degli stati generali dell'ANCI regionale che si sono tenuti nella sala della Gran Guardia a Verona. Un tema spinoso per i comuni veneti e lo si è capito quando è calato il gelo in sala dopo questo messaggio lanciato dal palco sui centri di permanenza per i rimpatri. Adesso c'è il tema del CPR, che riguarda i sindaci. Il CPR è una lotteria, ragazzi. Presente a tombola. Manca un numero a far tombola, qua non si vince niente però. Ci sarà. Se si realizzerà, se arriverà una proposta, ci sarà un comune che ce l'avrà. Presidente che comunque poco prima ha sottolineato. Non abbiamo nessuna notizia rispetto ai centri per i rimpatri e comunque il CPR non risolve il problema degli arrivi, questo lo dobbiamo dire. Posizione condivisa anche dai sindaci delle principali città venete. Dai comuni del Veneto è arrivato un no forte all'idea di grandi concentrazioni sia nelle città sia nei piccoli centri. Dobbiamo fare piccoli hub, piccoli nuclei in cui possano le cooperative lavorare, che vuol dire non superare 50 persone. Dal padrone di casa il richiamo all'unità dei sindaci di fronte a questa ma anche alle altre emergenze affrontate quotidianamente dai primi cittadini. Se il gioco si fa di squadra si riescono a trovare soluzioni che non vengono condizionate da posizionamenti politici o da ideologie o da altri temi. E l'immigrazione è stato uno dei 14 punti del documento che sintetizza questo incontro che sono stati richiamati dal presidente di ANCI Veneto. Legge di bilancio, politiche sociali, emergenza abitativa, riordino territoriale, autonomia locale sono solo alcuni dei capitoli dove il tema economico è focalizzato soprattutto sui fondi PNRR con un chiaro avviso al governo. I progetti portati avanti dai comuni sono oltre 500. Il valore complessivo delle opere PNRR in Veneto per i comuni ammonta a 833.997.156 euro. L'impegno verso i nostri comuni deve essere rispettato. Nessuno potrà nemmeno immaginare di dire stop alle risorse che noi ci siamo conquistati attraverso progetti, studi, analisi, presentazione di documentazione. Applausi di condivisione per un documento che ora finirà a Roma, nella speranza che non finisca invece in qualche cassetto. E se poi i piani alti non rispondono, pronti alle barricate? Ma insomma, diciamo che 563 sindaci veneti che si mettono insieme un po' di rumore lo sanno fare, però noi chiediamo semplicemente rispetto, dialogo e confronto, ma sono sicuro che arriverà. Insomma, se non vi stanno ad ascoltare, marcia su Roma? Marcia su Roma, oppure faremo una bella mischia per andare in meta e sono convinto che in meta ci arriveremo.